Valdisoldo si appoggia alla staccionata durante l'escursione, ma la struttura cede. La 72enne veneziana Maria Straniero precipita sotto gli occhi del marito. Per anni era stata segretaria amministrativa di Ca' Foscari. Non si esclude nessuna ipotesi sull'incendio divampato ieri sera in un locale di Jesolo, ora posto sotto sequestro. Paura per i lavoratori stagionali che vivevano nei piani superiori, tutti tratti in salvo. Era sconvolgente, si sentivano i ragazzi urlare, il racconto dei residenti di via Levantina, testimoni dell'incendio. Nuovo allarme sulla manutenzione del verde pubblico al Lido. Si è staccato un ramo pesantissimo da un albero in via Malamocco, per fortuna nessuna conseguenza. Mentre a Venezia si riunisce l'Assemblea per la mobilitazione contro l'arrivo del miliardario per il matrimonio extralusso, Zaia attacca la protesta, vergogna, Bezos deve essere accolto a braccia aperte. Ondata di caldo e afa, la Regione lancia l'allerta climatica per il disagio fisico. Nelle giornate di domani e domenica, a rischio le fasce più fragili, anziani e bimbi. Al via la 3 giorni del raduno triveneto degli alpini attesi in 100.000 a Conegliano, stasera alle 20:30 in diretta su Antenna 3 il concerto dei cori dal Duomo e domani alle 13:30 un intero pomeriggio con la festa delle penne nere. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Dunque la cronaca in primo piano, una tragedia che si è consumata poco prima delle 13 in Val di Zoldo, lungo la strada forestale che da Col di Forno di Zoldo porta a Villa di Donte. Maria Straniero, escursionista veneziana di 72 anni, è precipitata per una sessantina di metri in un punto verticale senza vegetazione dopo che la staccionata su cui si era appoggiata in un momento di pausa dalla camminata ha ceduto improvvisamente. Sotto shock il marito, che l'ha vista cadere nel vuoto, e ha chiamato il 118. Inutili soccorsi sanitari e soccorso alpino della Val di Zoldo, supportati dall'elicottero del SUEM, hanno potuto solo recuperare la salma della donna, che è stata issata con gancio baricentrico. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri, che hanno svolto gli accertamenti necessari disposti dalla Procura di Belluno e ha aperto un fascicolo di indagine per l'accertamento di eventuali responsabilità. La notizia è rimbalzata al Lido di Venezia, dove la donna risiedeva con il marito, e a Ca' Foscari, l'università che l'ha vista attiva come segretaria amministrativa fino all'età della pensione. Il cordoglio è unanime. Ed ora a Jesolo non si esclude nessuna ipotesi sull'incendio divampato ieri sera in un locale di Jesolo, ora posto sotto sequestro. Paura per i lavoratori stagionali che vivevano nei piani superiori, tutti tratti in salvo. Sono stati almeno 3 gli scoppi fortissimi nella trattoria Bea Storia di via Levantina a Jesolo. Poi le fiamme sono divampate in pochi secondi, raggiungendo la palazzina dove c'erano circa una ventina di persone, soprattutto giovani, che dalla terrazza gridavano e chiedevano aiuto. Sono intervenute diverse squadre, l'incendio è stato importante, ha coinvolto oltre che il piano terra anche i 2 piani sovrastanti. E infatti abbiamo dovuto provvedere all'evacuazione dei 2 piani, circa 20 persone, era una residenza di ragazzi. E, le cause sono in fase appunto di accertamento, non sappiamo ancora di preciso cosa sia successo, stiamo valutando, ne avremo ancora per un bel po'. Per fortuna siamo riusciti nel contempo a estinguere le fiamme e a mettere al sicuro le persone che non riuscivano ad uscire dal vano scala in quanto era coinvolto dalle fiamme e quindi si hanno dovuto evacuare dalle finestre. L'ULSS 4 ha adottato un piano di maxi emergenza con ambulanze da Jesolo, San Donà e Cavallino. 10 feriti, tutti lievi per fortuna, sono stati trattati rapidamente tra gli ospedali di Jesolo e l'ospedale di San Donà. Abbiamo allertato anche l'elisoccorso, ma fortunatamente non vi è stata la necessità di far intervenire il mezzo. Il locale, che al momento dell'incendio era chiuso, è stato posto sotto sequestro. Al momento non si esclude nessuna ipotesi, dolo compreso. La società Italgas, che gestisce la rete nella zona, nel frattempo ha effettuato i primi accertamenti sul contatore e gli altri impianti di pertinenza che servono la struttura e sono risultati integri e non coinvolti nell'evento. A distanza di parecchie ore è ancora fortissimo l'odore di bruciore
bruciato che proviene dal locale che ieri sera ha preso fuoco. I residenti della zona sono ancora sotto shock. Così come i ragazzi che hanno vissuto quell'incubo da cui non sapevano se sarebbero usciti vivi. Alcuni di loro in mattinata erano lì fuori ad attendere che i vigili del fuoco gli portassero abiti ed effetti personali, vista l'inagibilità degli appartamenti messi a loro disposizione dal titolare dell'albergo per cui lavorano come stagionali. Il sindaco, che poco dopo l'incendio si è immediatamente recato sul posto col vice sindaco, continua a monitorare la situazione. Sarebbe potuta diventare una vera e propria strage. In attesa che ovviamente le autorità facciano gli approfondimenti del caso per capire l'origine di questo incendio, di certo siamo molto scossi, perché è un evento che, come dicevo, poteva trasformarsi in una vera e propria strage, ma penso che gli interventi istantanei che sono stati garantiti dalle forze dell'ordine e dalle forze di soccorso hanno sventato il peggio. Molti dei residenti di Via Levantina sono ancora sconvolti all'indomani dell'incendio. C'è chi piange e chi parla di una tragedia sfiorata. Ho sentito un'esplosione e dopo poco fiamme. Ha avuto paura? Per loro sì. A me ha dato un'impressione che ci fosse stato un incidente, perché ho sentito come schiacciare delle lamiere e poi subito dopo un gran botto, ma il botto non è stato uno solo, sono stati più di uno e poi sono arrivati i pompieri e anche quando erano quei pompieri ci sono stati diversi botti. Sconvolgente? Sconvolgente, io sono ancora presa dall'accaduto. Tanti urlavano, dicevano uscite fuori, andate via, però le fiamme erano alte, molto alte. Poi per fortuna sono arrivati i pompieri, hanno domato il fuoco, hanno messo la scala e solo un po' alla volta sono riusciti a portarli, diciamo, in salvo tutti quanti. E l'esplosione è partita da dietro, che era lei e mia figlia. È venuta a chiamarmi di corsa: papà, guarda che è successo, si stava prendendo fuoco, ma il fuoco era leggermente, era neanche un metro. Nel giro di un minuto si è propagato, una seconda esplosione e poi è iniziato. In 3-4 minuti è arrivato proprio, 5 minuti era proprio preso il fuoco tutto qua. Il panico era appunto che questi ragazzi, una quindicina, erano tutti sopra, bloccati. Ho paura, poveri. E mi facevano pena. Io non ho mai visto un disastro così. Poteva avere conseguenze ben più gravi lo schianto avvenuto alle 7:20 di questa mattina lungo l'autostrada A4 tra i caselli di Cessalto e San Donà di Piave in direzione di Trieste. L'incidente, un tamponamento a catena, ha coinvolto 3 mezzi pesanti e un furgone 9 posti. Le squadre dei vigili del fuoco intervenute per i soccorsi provenienti dai distaccamenti di Motta di Livenza e San Donà di Piave hanno provveduto ad estrarre il conducente di uno dei mezzi pesanti rimasto intrappolato tra le lamiere e a mettere in sicurezza tutti gli altri veicoli coinvolti nell'impatto. Il bilancio complessivo è di 2 feriti trasportati all'ospedale, pesanti i disagi alla circolazione con una coda lunga anche 10 km. Sul posto presente personale SUEM 118 e la polizia stradale di San Donà. E nuovo allarme sulla manutenzione del verde pubblico. Al Lido si è staccato un ramo pesantissimo da un albero in via Malamocco, per fortuna nessuna conseguenza. Ancora paura al Lido di Venezia, un nuovo allarme per la manutenzione del verde pubblico. Un grosso e pesante ramo di albero si è staccato improvvisamente nelle scorse ore, schiantandosi al suolo in assenza di vento e in normali condizioni meteo. Il ramo, pesantissimo, ha ostruito tutta la pista ciclabile e una parte del marciapiede, come siamo in grado di mostrarvi in queste immagini in esclusiva. È successo in via Malamocco, pochi metri dopo Piazzale La Fontaine, tra la zona di Cabianca e quella delle Terre Perse. Per fortuna, in orario notturno, alle prime luci dell'alba, nessuno stava transitando in quel momento nella zona, altrimenti sarebbe stata un'altra tragedia. Così il capogruppo del Partito Democratico nella municipalità del Lido e Pellestrina, Danny Carella. Il Lido e anche Pellestrina sono 2 isole ricche di verde, ricche anche di verde pubblico. È un verde pubblico storico, al Lido alcuni alberi hanno decine e decine di anni e per cui hanno necessità di essere costantemente monitorati e costantemente curati. Prima l'albero
l'albero colorato a Piazzale Roma lo scorso 2 giugno, poi quello caduto al Lido in via Lepanto. Ora questo nuovo episodio, certamente per il verde pubblico in città, non è un momento molto fortunato e richiama delle analisi. La reazione a eventuali cadute accidentali o dovute a mancata cura di qualche alberatura non può certo essere quella di tagli indiscriminati, ma deve essere quella di aumentare il personale che si occupa del monitoraggio di queste piante. Dopo il crollo di quest'ultimo ramo sono intervenuti sul posto i pompieri e gli addetti al verde pubblico. Quest'ultimi hanno anche tagliato un altro ramo proprio di fronte a quello che era precipitato. Va fatto un lavoro serio e un aumento dell'attenzione è necessaria alla luce di tutto quello che è successo. È evidente che quella è una prova che non bastava l'attenzione che veniva data a queste alberature, ne va data di più. Chiede l'intervento del Comune di Venezia un residente del quartiere di San Teodoro di Mestre, dove l'inclinazione di 2 alberi che si trovano di fronte al suo condominio inizia a destare preoccupazione. In questi tempi che andiamo avanti con queste bufere, adesso questo autunno viene una bufera grande, questo qui si alza e fa così e va di là. È in onda di foglie e di danni il condominio qui. Silvano Tabalà abita in quartiere San Teodoro praticamente da sempre e si può dire che quei 2 grossi alberi accanto al suo condominio, a 2 passi da Viale San Marco, li abbia letteralmente visti crescere. Ma da diverso tempo la loro crescita ha preso una direzione per cui il suo sguardo è sempre più preoccupato. Questo albero qui va a finire quasi sulla strada, sull'altezza, perché lei guardi che altezza che è. E tutte le chiome fanno peso sulla struttura e premono dove? Qui. Il timore di Silvano non è solo per il rischio di un eventuale cedimento degli alberi, è anche per le conseguenze che comporta avere 2 pioppi così grossi davanti al palazzo. Non è possibile vedere il sole qui, niente da fare. In cucina noi altri abbiamo solamente la luce e basta, perché è buio. E poi le foglie che finiscono solo i pluviali, sovrastano il caseggiato, non c'è niente da fare, dobbiamo chiamare in via amichevole qualche muratore, qualcosa che viene là, una giornata e puliscono i pluviali in modo che l'acqua scorra. È un periodo in cui di gestione del verde pubblico si parla molto tra Venezia e Mestre. Silvano è tra coloro che le piante le apprezzano, finché però non hanno conseguenze negative. Noi ci battiamo perché questi alberi qui vengono abbattuti e mettere nelle piante. Il comune deve fare quello che deve fare. In corso a Rialto l'assemblea degli attivisti della piattaforma No Space for Bezos, creata dai collettivi veneziani per contestare il matrimonio del miliardario statunitense che si svolgerà a Venezia dal 24 al 26 giugno. Gli attivisti, che ieri hanno appeso sul campanile di San Giorgio un enorme striscione con il nome Bezos barrato con una X, lanciano la mobilitazione. E la protesta contro il matrimonio di Bezos a Venezia è inaccettabile per Luca Zaia, controproducente per la città. Secondo l'assessore comunale Venturini, regione e comune condannano le manifestazioni contro le nozze dell'imprenditore statunitense. È inaccettabile che si facciano le proteste contro un signore che è uno degli uomini, o forse il più ricco al mondo, che sceglie Venezia per sposarsi, e quindi andare lì a protestare contro chi ci porta ricchezza è una vergogna. È una condanna ferma, senza se e senza ma, quella lanciata dal presidente della regione Luca Zaia durante un evento in un'azienda di Conegliano all'azione che il neonato comitato No Space for Bezos, nessuno spazio per Bezos, ha messo in atto dal campanile di San Giorgio. Nel mirino il matrimonio da 1001 notte che il proprietario di Amazon festeggerà a Venezia tra il 24 e il 26 giugno. Per Zaia, come per l'amministrazione comunale, un grande evento che dà lustro alla città. Per il comitato invece la riduzione di Venezia ad un locale da affittare al miglior offerente. Purtroppo dopo i no Mose, i no TAV, eccoli che arrivano i no matrimoni. È purtroppo per alcuni un'occasione di visibilità, in particolare per i centri sociali, per tornare alla ribalta e farsi fare qualche articolo sulla stampa internazionale. Dopo il raid a San Giorgio, il sindaco Luigi Brugnaro si è domandato in quale città si faccia un comitato contro un matrimonio, aggiungendo che si vergogna di queste persone e che bisognerà chiedere scusa a Jeff Bezos. Con un patrimonio stimato vicino ai $207 miliardi, l'uomo più ricco del mondo dopo Elon Musk.
A Bezos i manifestanti contesteranno sia la gestione aziendale dei dipendenti che gli appoggi politici negli Stati Uniti. Una protesta inutile nel migliore dei casi, se non peggio, secondo l'assessore al turismo Simone Venturini. Non porta nulla a Venezia se non danno d'immagine. Passa l'immagine di una città che vuole respingere, che vuole allontanare tutti, che non è attrattiva per gli investimenti. Le polemiche che si consumano anche attorno al matrimonio di Jeff Bezos riportano nuovamente al dibattito sullo sviluppo economico scelto da Venezia negli ultimi decenni, piegato secondo i suoi detrattori alla logica del grande evento, del turismo sfrenato che spopola la città e offre solo lavoro precario, votato viceversa allo sviluppo e all'internazionalità per i suoi sostenitori. Sentire addirittura che qualcuno sta programmando come quei lazzaroni di Barcellona le pistole ad acqua contro i turisti, a me non sembra che questo sia fare un danno ai turisti, se fare un danno al Veneto. Dopo la richiesta di non lasciar calare il silenzio sulla vicenda del cooperante italiano originario del Lido di Venezia, nuovo appello per Alberto Trentini dall'associazione Articolo 21. Non stancatevi mai di parlare di mio figlio, Alberto Trentini. A seguito dell'accorato e commovente appello di Armanda Corussa in conferenza stampa, ecco la voce giusta e potente di Giuseppe Giulietti, giornalista veneziano e coordinatore di Articolo 21, dall'inizio di questa vicenda al fianco della famiglia Trentini e di tanti altri drammi internazionali. Alberto Trentini è da oltre 600 giorni in un carcere del Venezuela, non sappiamo neanche il capo d'accusa, ha parlato una volta 20 secondi con la mamma, comunque lo si pensi è una cosa intollerabile, lui è un volontario, sacrificato la sua vita per gli ultimi, non c'è ragione alcuna per cui sia in quel carcere, il problema è che l'Italia non ha rapporti col Venezuela. Ce l'ha con la Libia, ce l'ha con l'Egitto, ce l'ha con la Turchia, non li ha col Venezuela. E quindi la trattativa è molto complessa e molto difficile. L'informazione, scandisce Giulietti, può e deve esercitare un ruolo importante. Il caso Trentini viene illuminato a giorno, fino a quando Alberto non sarà rientrato a casa in Italia. Se posso, come Associazione Articolo 21, io rivolgo un appello a tutti e a tutti voi di accendere tutti i riflettori, di dare voce alla famiglia, agli amici, agli avvocati, veramente di illuminare a giorno quel carcere. È un carcere buio, è un brutto carcere come hanno riferito i testimoni, evitiamo di correre il rischio di cancellare anche il ricordo di Alberto Trentini. Le luci dell'informazione in questo caso possono battere il buio del carcere. Dopo le previsioni contenute nel bollettino del disagio fisico e della qualità dell'aria per la regione del Veneto emesso da ARPAV, questa mattina, in particolare per i giorni 14 e 15 giugno, nella zona di pianura del Veneto è dichiarato lo stato di allarme climatico per disagio fisico valido per domani e domenica. Per segnalazioni e informazioni di ambito sociosanitario attivo il seguente numero verde 800 535 535, realizzato con la collaborazione del servizio telesoccorso e telecontrollo. Per segnalazioni di eventuali emergenze di protezione civile attivo il numero verde 800 990 009. E tante le iniziative non solo a Padova per celebrare la festa di Sant'Antonio, che si conferma uno dei santi più venerati in tutto il mondo. Vediamo una celebrazione a Venezia. 13 giugno, festa patronale di Sant'Antonio di Padova, una festa che, pur avendo il suo cuore pulsante e centro nella città di Padova e nella Basilica del Santo, si diffonde in tutto il mondo. A Venezia, nel Patriarcato lagunare, ad esempio, 2 parrocchie portano il nome del santo patrono portoghese, quella di Sant'Antonio a Marghera e quella del Lido di Venezia, mentre anche il patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, ha presieduto come vescovo metropolita l'Eucaristia nella Basilica del Santo a Padova. Al Lido di Venezia, con la tredicina iniziata il 1 giugno, si è celebrato anche il transito di Sant'Antonio, con un pellegrinaggio a piedi molto sentito e partecipato che è iniziato dalla parrocchia di Sant'Antonio a Cabianca lungo un percorso a piedi nel lungo laguna scandito dai canti e dalle letture. Conclusione e approdo naturale del cammino, non solo fisico ma anche spirituale, la chiesa di Sant'Antonio. Diceva loro: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai alla sua messe. Sant'Antonio di Padova, donaci anche la grazia di vivere come Lui è vissuto,
nel fedele ascolto della tua parola e nell'amore verso di te e del prossimo. Saranno il coro Giulio Bedeschi e quello dei congedati della Tridentina ad esibirsi questa sera in Duomo per il concerto di apertura del raduno Triveneto degli Alpini di Conegliano, e che Antenna 3 trasmetterà in diretta dalle 20:30. Tra i brani che potremo seguire ci sarà un inedito dedicato alle 100.000 gavette di ghiaccio e alla tragedia delle penne nere sul Don. Maestro, concerto di apertura questa sera, chi ci sarà e che cosa sentiremo? Allora, questa sera saremo intanto in diretta ore 20:30 presso il Duomo di Conegliano, coro Ana Giulio Bedeschi, vedete una piccola rappresentanza qui vicino a me, insieme al coro Congedati della Tridentina. Cosa ascolteremo? Ascolteremo tanti brani e ci sarà un'anteprima assoluta che presenteremo, un brano dedicato alla tendente Toni Covere, che è stato la tendente di Giulio Bedeschi, l'unico citato in chiaro, quindi col proprio nome e cognome, all'interno del libro 100.000 gavette di ghiaccio. Ed è davvero tutto da Venezia, ora la sigla e poi le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, arrivederci.